Questo è il day one, check-in, imbarco, tutto fatto e le tante persone hanno affollato il teatro di questa nave da crociera che ci porterà a solcare i mari europei in un viaggio italiano e non solo, alla scoperta della musica, della cultura, dell'arte partenopea che così viene trasportata, ma è un programma davvero ricco, c'è voglia di scoprire, c'è voglia di vivere emozioni. Con noi Fabiana Spinosa, che ha presentato la serata inaugurale, che ci ha accompagnato in tanti appuntamenti. È una crociera che come si va ad articolare? Non è solo una crociera, è un viaggio ricco di emozioni, arte e cultura. È appunto una famiglia che si crea e condivide emozioni. E a fare da cornice tutto questo Napoli, la sua cultura e la sua arte. E c'è poi la volontà ovviamente di andare magari a scovare anche le particolarità in un percorso che sembra lontano per certi versi da Napoli, lo è per chilometri se li andiamo a contare, ma in realtà è molto vicino. In realtà è molto vicino perché tutte le città che tocchiamo nel Mediterraneo culturalmente, come ci spiegheranno anche i nostri artisti a bordo, sono molto vicine a Napoli. Appunto parleremo la lingua universale della musica e gli artisti specialmente che ci saranno questa edizione hanno tutti delle radici profonde appunto con la Spagna, con tutti i posti che andremo a toccare e ce lo racconteranno loro nell'arco di questa settimana. Siamo alla 17ª edizione, però a Napoli 17 non è un numero esattamente amato, andiamoci sottili, quindi 16 bis per certi versi suona anche meglio. Bis. Sì, ma quella è tipica, no? La frase di Edoardo diceva: essere scaramantici è da ignoranti, ma non esserlo porta male. Quindi noi stiamo usando questo 16 bis appunto, ma ovviamente con grande ironia, perché come sai il napoletano è soprattutto ironia, no? Tutto quello che fa lo fa anche con ironia, anche le cose serie, anche quando parla di cultura parla in modo ironico e simpatico sempre. La spinta ci fu data nel 2008, quando Napoli aveva il problema terribile della spazzatura, e io mi dissi: ma non è possibile che Napoli sia trattata così in questo periodo, quindi mettemmo in piedi questo evento appunto che non è fisso in un teatro, in una piazza, perché lascerebbe il tempo che trova, ma appunto è un evento itinerante, culturale e transnazionale, appunto perché porta in giro quest'arca che porta insieme la musica che fa da ariete in tutto questo, e poi l'arte e la cultura che vengono trascinate su questa nave in giro per il Mediterraneo. Ci auguriamo ancora per tanti anni. E quindi possiamo assolutamente dire che Scoop Travel prende quello che è un po' un itinerario di una crociera, però lo ricrea, regala qualcosa di assolutamente unico. Ma guarda, noi adesso abbiamo delle persone che fanno la crociera perché è la crociera della musica napoletana, perché se vogliamo a volte la crociera è una bellissima vacanza, però quando tu la arricchisci con i contenuti che ci mettiamo noi diventa veramente un'esperienza, non più una crociera ma un'esperienza unica. E infatti noi abbiamo tantissimi amici che ci seguono da anni, perché ogni anno trovano sempre cose belle e scoperte nuove da vedere o da ascoltare. Questo è solo l'avvio di un lungo viaggio, noi siamo salpati, allora pian piano in tutti i nostri appuntamenti andremo a scoprire dove ci recheremo, cosa incontreremo e le tante emozioni. Buona crociera, buon divertimento!